Le ultime immagini di predazioni arrivano dalla piana di Marcesina, Campocavallo, dove le capre questa volta sono state attaccate in pieno giorno, senza alcun timore da parte dei predatori. La situazione sull'altopiano di Asiago è di vera emergenza e questo episodio non fa che aumentare le preoccupazioni degli allevatori che nel corso di questa estate, solo in questa zona, si sono visti uccidere ben 160 capi di bestiame. Oltretutto questa predazione colpisce lo stesso allevatore che alcune settimane fa aveva già dovuto subire la strage di ben 43 animali nello stesso luogo da parte del branco che è molto attivo tra i territori di Gaglio e di Enego. La regione aveva reagito alle critiche sostenendo che dove le reti sono posizionate correttamente e ben elettrificate, le predazioni sono molto ridotte, ma in realtà i lupi, che spesso le saltano le reti, si sono trovati facilitati nella caccia proprio dalle barriere che si rivelano trappole mortali per gli animali. Spostandosi nella parte meridionale dell'altopiano, una predazione è registrata anche a Malga Verde e sempre a Conco i lupi 24 ore prima avevano predato un bellissimo esemplare di pecora Texel. In questo caso a Conco le reti elettrosaldate non possono essere posizionate e quindi, raccontano gli allevatori, non si possono neppure chiedere i contributi. La burocrazia che ti chiede una cosa con una mano te la toglie con l'altra nel più puro stile italico. Nel frattempo il lupo attacca, incurante degli orari, delle reti, dei tecnici della regione, delle leggi non aggiornate e degli esperti veri o presunti, e a farne le spese sono sempre gli allevatori, oltre che, naturalmente, il bestiame indifendibile.